Picchiare, minacciare senza nessun tipo di motivazione è veramente oggigiorno insopportabile. È ancora scosso Matteo Gobbo per i terribili momenti che hanno dovuto passare la donna delle pulizie e un suo ospite mentre lui non era in casa. Un vero e proprio assalto armato accaduto ieri in pieno giorno verso le 11 di mattina nella sua abitazione in via Montirone a Silea. Attimi di terrore iniziati quando i due individui con la mascherina al volto sono riusciti a penetrare in questo casolare dopo aver infranto il vetro di una porta-finestra e riuscendo a cogliere di sorpresa il 67enne di San Michele al Tagliamento e la 40enne di Villorba, entrambi sotto shock per le minacce e le percosse subite dai due malviventi. I suoi amici come stanno adesso? Non stanno fisicamente bene perché hanno avuto delle percosse e di conseguenza ci sono delle fratture. Per nulla intimoriti dalle due persone che forse non si aspettavano di trovare in casa, i due ladri hanno iniziato a minacciarle per farsi dire dove potevano essere contanti e gioielli. Uno dei due, brandendo un piede di porco, ha colpito più volte l'uomo agli arti, tanto che l'uomo ha poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, mentre il complice, armato di pistola, rovistava nelle stanze della casa. Erano muniti di arma, non sappiamo se vera o non vera. Erano in due. Erano in due, dal centro e dall'est. Sul fatto indagano i carabinieri che stanno cercando indizi utili per dare un volto ai due malviventi, anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosicurezza installate in tutto il territorio. Magro il bottino che i banditi sono riusciti a prelevare. Sembrava nulla, e invece ieri sera personalmente mi sono accorto che sono mancati alcuni orologi. In questa abitazione i proprietari, nell'arco di 20 anni, hanno subito 4 intrusioni. Questa volta però un furto poteva finire in tragedia. Si dovrebbe intervenire, ma in maniera seria, per dare sicurezza alle persone.